logica assolutamente non chiara e trasparente, come le alluvioni portano e lasciano i fanghi, i detriti, i fonghi. Una ignobile mistificazione, quella della rivoluzione di Crocetta, che si è rivelata un disastro di dimensioni incalcolabili per questa terra. Ecco perché io sono convinto che la tappa delle primarie non poteva non avere il suo battesimo qui a Caltagirone. Le primarie, certo, le primarie che ci porteranno per tutto il mese di febbraio e di marzo, ci porteranno in giro per la Sicilia a parlare, come abbiamo fatto e come stiamo facendo oggi qui a Caltagirone, a parlare alla gente, a parlare dei nostri programmi prima che dei nostri uomini e delle nostre donne. E lasciate che io saluti e ringrazi almeno i 3 coordinatori del nostro movimento, Giusi, Alessandro, Ruggero, che guidano questa organizzazione con tanto impegno e con tanta passione, ognuno con compiti diversi, ma tutti uniti dallo stesso e unico proposito, che è quello di vincere stavolta la battaglia, perché la battaglia si vince se stiamo uniti. E poco fa cantava Cocciante: se stiamo insieme ci sarà un perché. Lo avete sentito con la musica predisposta dal nostro Bilboris. Stiamo insieme e stiamo insieme perché abbiamo concepito 4-5 punti programmatici attorno ai quali richiamare la vostra attenzione e quella, speriamo, di milioni di siciliani.